nome basta la maglia tricolore di campione d'Italia, la quarta della sua ineguagliabile carriera. Gino Bartali è ancora in lizza, più battagliero che mai. Fornara, vincitore del Giro della Svizzera, ormai è un beniamino come i campioni fatti in casa. Louison Bobet, gloria sportiva francese, viene da una magnifica vittoria nel Gran Premio delle Nazioni a cronometro. Dopo Coppi è il candidato numero 1 al successo. Un Mister K dal naso a becco d'aquila, Ferdinando Kubler fa man bassa di tutti gli applausi della folla, ma vincerà Fausto, ha detto prima di partire. Fangio, che a causa di un incidente ha dovuto cedere senza lottare lo scettro mondiale dell'automobilismo, è qui a fare il tifo per un altro campione senza fortuna, la cui classe ha sempre scavalcato anche i tiri più diabolici della sorte, Fausto Coppi. 4 volte nella polvere, è il caso di dire, 4 volte sull'altare. Venne a Lugano reduce dalla prigionia e vinse. Tornò alcuni anni dopo in seguito alla lunga assenza per la famosa caduta di Primolano. Non vinse, d'accordo, ma dimostrò di essere ancora lui. Tornò lo scorso anno quando l'umiliazione della sconfitta in Francia gli pesava sull'animo e fu il successo della resurrezione. Stavolta, dopo l'ultimo incidente, dovrà dire a tutti se il campionissimo è ancora sulla breccia. Una folla enorme fa da cornice alla corsa e ne inquadra i protagonisti. Gino, si sa, per questo genere di corse non è tagliato, grandi passisti vuole il cronometro e Bartali è uomo da fatiche logoranti. Pur tuttavia, visto che gli hanno dato battaglia, battaglia sia, e Ginettaccio lotta a denti stretti, in vantaggio i suoi avversari devono sudarselo metro per metro. Louison Bobet sperava tanto in questa corsa, ma le informazioni che via via gli vengono comunicate sull'andamento della gara sembrano fiaccarlo nel morale. Ma va in aereo o in bicicletta quel Coppi alle mie spalle? Su un percorso perfettamente adatto ai suoi mezzi di passista e di scalatore di razza, Giancarlo Astua conferma le sue superbe condizioni di forma. E davanti al suo tempo chinano il capo i Bobet e i Kubler, i Berton e i Bartali. Fornara, partito forse troppo forte, accuserà lo sforzo alla distanza, ma il risultato del suo capardio macinar chilometri lo dirà alla fine la classifica. Intanto assi patentati come Bartali sono costretti a segnare il passo vedendolo passare. Passerella per Kubler, applaude una vecchietta alle ultime speranze del Maidomo Ferdi. Intanto Astua procede inesorabile verso quell'affermazione che soltanto Coppi forse potrà superare, e ci vorrà un grandissimo Coppi. E grandissimo quello lo è. Il campione della Bianchi è una poderosa macchina umana in azione. L'armonico mulinare delle sue gambe nel ritmo frenetico di una velocità da record bastano a fare piazza pulita di ogni avversario. E messo ormai all'occhiello il fiore bianco della vittoria, Fausto può ben stare in cattedra a dar lezione di stile, di compostezza, di eleganza, di potenza. La danza delle lancette e l'accompagnamento musicale della corsa a cronometro. Nulla sfugge alla legge del tempo. La fredda verità è espressa dalle ore, dai minuti primi e dai secondi. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Sulla linea del traguardo, Coppi si è preso persino il lusso di raggiungere Bobet. La vittoria, dunque. È tornato il grande impareggiabile campione, umiliati gli avversari più forti, più agguerriti, e se si poteva parlare di prova generale del Giro di Lombardia,